Siamo con mister Petruzzelli, tecnico della Freedom, al termine del match perso dalle sue ragazze per 3-2 contro il Bologna. Mister, intanto ti chiedo che partita è stata questa? È stata una partita combattuta, una partita secondo me giocata da tutte e due le squadre in maniera aperta, cioè nel senso ci sono stati ribaltamenti di fronte, sapevamo di incontrare una buona squadra e diciamo che noi, secondo me la partita di oggi abbiamo perso degli episodi perché proprio il calcio è fatto di episodi e non siamo state brave a essere un po' più, diciamo, un po' più attente su determinate situazioni. Però noi volevamo una risposta, almeno io volevo una risposta da parte delle ragazze, penso che la risposta è arrivata, abbiamo battuto colpo su colpo contro una squadra forte, una squadra ben messa in campo che gioca a pallone, quindi andiamo Avevi, avanti. avevi chiesto, e lo stavi dicendo tu adesso, un cambio di atteggiamento perché fino alla Lazio era sembrato avere una squadra, poi con Brescia e Arezzo c'è stato un momento di stop da un certo punto di vista. Oggi però, come dicevi tu, c'è stato questo cambio di atteggiamento perché poi alla fine, a 8 minuti dalla fine, avevate trovato l'ennesimo pari, il secondo pari, il primo col bel gol di Cocco. Comunque l'atteggiamento, come dicevi tu, si è visto. No, sicuramente, io non ho niente da rimproverare alle ragazze oggi, da un punto di vista tattico, da un punto di vista di atteggiamento, da un punto di vista atletico, perché comunque le ragazze penso che hanno corso al primo al 95esimo, 94esimo, da un punto di vista di carattere, si è andato sotto due volte, si è andato subito sotto, memori delle due partite precedenti, invece sei rimasto in partita e sei riuscito a pareggiare. Sei andato sotto di nuovo e su una palla inattiva sei riuscito a pareggiare di nuovo e siamo contenti che abbia fatto gol su palla inattiva, perché comunque nel calcio esistono anche quelle. E poi dopo, forse non è neanche un momento, io non mi appello mai, a fortuna e sfortuna non mi appello mai, ma ci sono i momenti della stagione in cui, il momento della stagione che ti va bene, prende il palo, va fuori, il momento della stagione in cui prende il palo e va dentro. Non è questione di oggi, però non è che siamo molto fortunati come periodo. Ti chiedo dal punto di vista di aspetti su cui potete lavorare, forse la fase difensiva è quello che comunque è un po' da consolidare, anche visto insomma il numero di gol presi, o oggi comunque da quel punto di vista ti è piaciuto un po' di più il lavoro fatto dietro? No, oggi da un punto di vista, secondo me oggi siamo andati, i tre gol presi non sono stati fasi di non possesso che loro hanno creato. Il primo gol, palla nostra, hanno rubato palla. Secondo gol, il terzo gol, idem, un rilancio non fatto benissimo e sulla seconda palla non eravamo attenti, eravamo sbilanciati, avevamo Franco fuori perché si era fatta male, quindi in quel momento lì eravamo in 10. Ci sono questi momenti, bisogna andare avanti, lavorare, lavorare, lavorare. Secondo me a questa squadra le serve una scintilla, come avevamo fatto bene nelle prime giornate, fino alla Lazio, come hai detto tu, secondo me serve una scintilla per riprendere il cammino. Però da un punto di vista, le scarpe dei ragazzi stanno allenando bene, settimane sono allenate benissimo, oggi si è vista la dimostrazione. Questa settimana cercheremo di allenarci ancora meglio, ancora più nei dettagli per cercare di fare risultato domenica. Ti chiedo in chiusura, c'è l'impegno prima della sosta natalizia che è uno scontro diretto praticamente perché dovete giocare in casa contro la San Marino Academy. Come si prepara questa settimana, visto che poi insomma c'è anche la sosta e può essere una partita fondamentale dal punto di vista della classifica? Sì, può essere una partita fondamentale da un punto di vista della classifica, ma fondamentale anche da un punto di vista del morale. Perché io credo che se noi oggi fossimo usciti con un pareggio di qua, sicuramente sarebbe stato un po' più facile, però da martedì ci ributtiamo nel lavoro, dobbiamo lavorare sia sulla testa, su tutto, perché non c'è un aspetto in più da lavorare rispetto che un altro. Ci sono tanti aspetti nel calcio, bisogna cercare di lavorare, bisogna infondere fiducia alla squadra, anche perché facendo leva sulla buona prestazione di oggi. Grazie. Prego. Siamo con mister Bragantini al termine della sfida vinta per 3-2 dal suo Bologna contro la Freedom. Raccontaci un po' di questa partita, mister. Una partita dove le ragazze sono state molto molto brave secondo me nell'approccio della gara, nel voler portare a casa i 3 punti. Oggi c'è stato un bellissimo atteggiamento, una bellissima presenza, un bellissimo spirito che però si è percepito nelle ultime settimane di lavoro e finalmente si è concretizzato portando a casa i 3 punti. È stata una partita dove magari se fossimo state
un po' più pulite in certi momenti della gara, magari l'avremmo potuta chiudere prima. Ci sono state varie opportunità, forse mi hai anche già anticipato nella domanda, perché nel primo tempo ce ne sono state diverse per trovare il raddoppio, prima poi del bellissimo gol del pari della Freedom. Nel secondo tempo, dopo il 2-1, ci sono state altre opportunità. Forse se c'è qualcosa da migliorare, insomma, visto oggi, magari la concretezza sotto porta, secondo te? Ma assolutamente sì, stiamo facendo una grandissima mole di lavoro da parte di tutte quante e ovviamente è un po' un punto dove stiamo lavorando e dove io sono convinto che nel momento in cui andremo a concretizzare un po' di più avremo sempre più soddisfazioni. Ti chiedo anche sull'atteggiamento, perché non era facile rispondere al primo gol del pari, ma c'era tutto il tempo. Non era ancora, è ancora più difficile rispondere al gol del secondo pari, perché era l'82esimo, mancavano pochi minuti, eppure gli ultimi minuti sono stati praticamente quasi un monologo del Bologna. Ma è quello che non deve mai mancare, è quello che magari ci siamo un po'. Abbiamo perso nell'ultimo mese, ci sono stati dei momenti in cui l'avevamo perso e ci siamo guardate dentro, ci siamo parlate e questo deve essere l'atteggiamento del Bologna. Il DNA del Bologna è una squadra che non molla mai, è una squadra che fino a che non c'è il triplice fischio deve imporsi sull'avversario. Poi, insomma, tu hai sempre detto ci sono dei mezzi che il Bologna deve ancora esprimere, e forse in queste due partite casalinghe, anche un pochino col Parma, ma forse lì solo nel finale, dove avete anche rischiato di riaprirla, una partita persa, è un Bologna che è in crescita, almeno nelle ultime settimane è sembrato così. Ma la sensazione è sì, ripeto, è una sensazione che c'è da inizio dell'anno, che questa è una squadra buona, è una squadra che va in campo con delle idee, ci sono giocatrici che trasformano queste idee in maniera concreta in situazioni di gioco positive e stiamo imparando forse ad aumentare il minutaggio di quello che è essere sempre più positive. Non era facile dopo il 2-2 del Freedom e questo vuol dire proprio tirar fuori quel DNA, quel carattere, quella fame che ci deve contraddistinguere sempre. Ti chiedo in chiusura, prossimo impegno, quello prima della sosta natalizia, è un impegno sulla carta proibitivo, perché andate a giocare sul campo della Ternana. Che ti aspetti da questa partita qui? Mi aspetto che si gioca 11 contro 11 e le partite vanno prima giocate e poi vanno analizzate. Grazie. Grazie a voi. Siamo con Giulio Arcamone al termine della sfida vinta dal suo Bologna per 3-2 contro la Freedom. Ti chiedo di partire dalla fine, perché poi alla fine tu sei subentrata e hai trovato il gol del 3-2. Raccontaci un po' il gol, com'è stato. Sì, diciamo che è un'emozione grandissima innanzitutto, doppia, soprattutto perché ci ha regalato i 3 punti che ci servono veramente tanto a livello di classifica, e entrare nel secondo tempo e risolvere la partita, diciamo che è una bella soddisfazione. Sono contenta per la squadra perché stiamo lavorando bene. Devo dire che io ho sbagliato in cronaca, perché mi aspettavo che giocassi al centro della difesa. Quando sei entrata pensavo a un cambio modulo, invece hai giocato a centrocampo, posizione insomma non usuale per quello che abbiamo visto finora, e hai interpretato bene insomma quelli che sono stati i dettami del mister. Sì, diciamo che negli ultimi anni della mia carriera calcistica ho sempre in realtà giocato a centrocampo con il mister Bragantini. Dall'anno scorso ho iniziato a giocare in difesa, ormai era un anno che giocavo centrale in difesa. Non mi è nuovo questo ruolo di centrocampo, però è così, diciamo che nasco come centrocampista, nelle ultime uscite ho fatto il difensore. Ti chiedo, insomma, l'atteggiamento oggi è stato abbastanza positivo, soprattutto perché siete riusciti a reagire prima al primo pari. Insomma, la Freedom ha trovato anche un gran bel gol, e poi al secondo pari, che è arrivato all'82esimo, quindi avete avuto pochissimo tempo per reagire, ma ci siete riusciti proprio nel giro di 5 minuti. Sì, diciamo che sia il gol del pareggio allo scadere del primo tempo che il pareggio a pochi minuti dalla fine potevano, diciamo così, tagliarci un po' le gambe, soprattutto per la modalità con cui di solito prendiamo gol. Sono sempre dei gol bellissimi e soprattutto in momenti della gara cruciali, però diciamo che oggi dal primo minuto abbiamo messo la cattiveria e l'intensità giusta e secondo me ci meritavamo i 3 punti e ce li siamo andati a prendere. Ti chiedo in chiusura, prima di salutarti, era uno scontro diretto, adesso comunque siete riusciti a mettere 5 punti tra voi e la Freedom, che al momento è invischiato nella zona calda della classifica, e siete alla seconda vittoria casalinga consecutiva. Può essere un momento di svolta per la stagione?
Diciamo che fino ad ora non abbiamo fatto benissimo, e quindi dobbiamo comunque sempre guardarci le spalle. Da qui alla fine del campionato non dobbiamo staccare la testa. Sicuramente questa partita era importante da portare a casa, dobbiamo assolutamente continuare così, non possiamo permetterci di guardare all'avversario, per cui anche domenica prossima contro la Ternana cercheremo di mettere in campo la stessa intensità. Grazie.